Esce dal cancello e viene investito da un'auto. Bimbo di 6 anni di Romano De Zelino è grave. A Maiorca sono in corso le pratiche per il rientro dei 2 coniugi bassanesi deceduti in un incidente. Donati gli organi di Simone Mazzucchin, motociclista di Cartigliano, vittima di uno schianto. Omicidio di Castelfranco, domani l'addio a Lorenzo Gristea alle 14:30 a Loreggia. 2 mesi per il rinnovo della carta d'identità a Romano De Zelino, risponde il sindaco Bontorin. Lezione speciale per gli studenti dell'Irigem di Rosà con i volontari dell'Associazione Italiana Soccorritori. Bilancio in crescita per latterie vicentine, cresce anche la produzione, confermato il presidente Mocellin. Tornano le cicogne anche nella nostra provincia, 2 nuovi nidi a Cassola, a breve la schiusa. Alla scoperta di luoghi antoniani della città di Campo San Piero con 2 momenti significativi. Buonasera a tutti voi telespettatori, nuova edizione serale di Bassano TG. Apriamo il nostro telegiornale con la cronaca. Un bambino di 6 anni è stato investito nel primo pomeriggio di oggi davanti casa da un'auto. È successo a Romano De Zelino, si trova ora in gravi condizioni a Vicenza. È stato elitrasportato al San Bortolo di Vicenza in terapia intensiva pediatrica un bambino di 6 anni travolto davanti casa da un'auto in via Generale Giardino a San Giacomo di Romano De Zelino. Il piccolo stava giocando nel cortile con il fratellino quando ha aperto il cancello, correndo per attraversare la strada quando è arrivata una Mercedes che non è riuscita a evitare l'impatto con il piccolo. Immediata l'allerta al SUEM 118 di Bassano, vista la gravità delle sue condizioni, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso da Treviso che ha portato il bambino accompagnato dalla mamma all'ospedale del capoluogo berico. Sul posto per i rilievi la polizia locale che ha gestito il flusso del traffico regolare in direzione sud-nord, deviato lungo le arterie secondarie nel transito nord-sud per permettere tutte le operazioni di messa in sicurezza. Certo è che torna alla ribalta la questione della pericolosità della provinciale 57, come confermano i residenti, compresa la zia del bimbo investito. Qua le macchine volano perché pur essendo 2 curve molto pericolose non ci sono strisce pedonali, non ci sono dossi che possono rallentare le macchine corrono e purtroppo è successa questa tragedia. Io chiedo alla provincia che abbiamo bisogno della sicurezza dei nostri bambini, perché attraversare la strada con le macchine che corrono in questo modo, io non so. Chi abita in questo tratto di strada non riesce ad attraversare la strada. Abbiamo scritto al comune più di qualche volta e non abbiamo risposta. Qui abitano parecchi anziani e siamo terrorizzati ogni volta noi figli quando ci dicono che devono andare al di fuori di casa, perché non riescono ad andare di là e corrono tutti. Quindi è inevitabile che qualcosa prima o poi succeda. Speriamo che sia la prima e l'ultima volta che succede qualcosa. E a Maiorca sono in corso le pratiche per il rientro dei 2 coniugi bassanesi deceduti in un incidente stradale nel quale è rimasto ferito anche il figlio che viaggiava con loro. Ha destato grande cordoglio a Bassano la notizia della scomparsa dei coniugi Ottorino Lelio e Ileana Onisto, morti a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale a Maiorca. Nel sinistro avvenuto lo scorso 7 maggio è rimasto ferito in maniera non grave anche il figlio della coppia Tiziano. La famiglia era arrivata da poco e stava viaggiando su un'auto presa a noleggio lungo l'autostrada che taglia in 2 l'isola quando si è scontrata con un furgone all'altezza della località La Puebla. Un impatto terribile frontale con il furgone che si è ribaltato sul ciglio della carreggiata. Gravissime le ferite per Ottorino Lelio, 74 anni, morto poche ore dopo in ospedale. Niente da fare neppure per Ileana Onisto, 77enne, che non ha mai ripreso conoscenza. Ricoverato e subito dimesso il figlio della coppia, 46 anni, che è stato raggiunto in Spagna da un familiare. Sull'incidente le autorità locali hanno aperto
aperto un'indagine condotta dalla polizia. Il leso è il conducente del furgone, una persona del posto. Ottorino Lelio faceva parte di una famiglia di attori teatrali ed era nato a Forlì. Una passione, quella per il teatro, condivisa con i fratelli che hanno compagnie nel Bassanese e con la moglie. Le salme dei due sfortunati coniugi sono ancora a Maiorca, dove sono in corso le pratiche per il rimpatrio. La famiglia, da quanto si è appreso, potrebbe disporre la cremazione prima del rientro in Italia. E sono stati donati gli organi di Simone Mazzocchini, il 27enne motociclista di Cartigliano, vittima di un incidente stradale avvenuto sabato a Fara Vicentino. Simone Mazzocchin vivrà nelle persone che riceveranno i suoi organi. È il gesto d'amore e di generosità della famiglia del giovane motociclista che si è spento a seguito delle gravi lesioni riportate nello schianto avvenuto sabato pomeriggio a Fara Vicentino. Il 27enne, lo ricordiamo, stava percorrendo la strada provinciale 69 verso Breganze quando, per causa in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale del Consorzio Nevi, ha perso il controllo del mezzo in una curva a sinistra in un tratto in discesa. Una rovinosa caduta e l'urto violento contro il guardrail. Subito soccorso dagli amici che erano con lui e dai sanitari giunti sul posto. Vista la situazione disperata, era stato trasportato con l'elicottero in codice rosso all'ospedale San Bortolo di Vicenza e ricoverato in prognosi riservata. Dopo quasi 2 giorni di agonia, il giovane è espirato nel primo pomeriggio di lunedì. Dopo l'espianto degli organi e le necessarie pratiche burocratiche, ai familiari di Simone Mazzocchin è stato dato il nulla osta alla sepoltura e nelle prossime ore sarà fissata la data del funerale. Ancora nessuna novità sul giallo del parapendista scomparso a Marostica. Sono proseguite per tutta la giornata, la terza, le ricerche del parapendista scomparso dopo essere precipitato domenica pomeriggio tra le colline di Marostica, tra Pradipaldo e Valle San Floriano. Al quartier generale continua lo stazionamento dei vigili del fuoco con le unità cinofile e le squadre dei droni, assieme ai carabinieri forestali intervenuti da Asiago, Lusianaconco e Bassano e i militari della locale caserma coadiuvati nei giorni scorsi dai colleghi di Romano Dezzelino. Il personale del soccorso alpino ha setacciato l'intera area, calando anche nei canaloni senza alcun esito. Controllate dall'Arma le strutture ricettive della zona dove abitualmente stazionano i piloti, così come le aree camper, ma nessuno è risultato assente. È stato chiesto anche il supporto del consorzio Vivere il Grappa di Borso, dove vengono registrati i lanci in decollo e atterraggio, ma anche qui nulla di anomalo è emerso, un vero e proprio giallo, perché l'assurdo è che neanche la vela bianca e azzurra del pilota è stata intercettata, seppur con l'intervento dell'elicottero che ha spazzolato l'intera vegetazione. E continua a essere valido l'appello che, nel caso il parapendista sia riuscito a tornare a casa incolume, chiami, avverta subito il 115 o i carabinieri, così come, se qualcuno dovesse sapere qualcosa, si faccia sentire. Il campo base resterà a Valle San Floriano anche nella notte, le ricerche andranno avanti sino a tarda serata per poi riprendere in mattinata, in attesa che prefettura e comando provinciale dei vigili del fuoco non decidano di concludere definitivamente l'intervento. E un'escursionista è stata soccorsa sul Monte Grappa dall'elicottero del SUM, è stata recuperata sulla ferrata Sas-Brusai. Un'alpinista di 67 anni residente nel Bresciano è stata soccorsa sulla ferrata Sas-Brusai sul Monte Grappa, territorio comunale di Pieve del Grappa. Da Crespano sono partiti i sanitari del SUM 118 con un medico e un infermiere a bordo di un'ambulanza fuori strada. In supporto è arrivata anche una squadra del soccorso alpino. La ferita, con sospetta frattura della caviglia, è stata raggiunta dall'elisoccorso, recuperata e portata direttamente all'ospedale di Montebelluna. E torniamo a parlare dell'omicidio di Castelfranco con il giallo dei 2 coltelli. Uno di sicuro è stato utilizzato, dubbio invece sugli altri 2. E intanto emergono ogni giorno delle novità. Domani invece ci sarà l'addio a Lorenzo Cristea alle 14:30 a Loreggia.
Ogni giorno emergono nuovi risvolti sulla tragedia avvenuta a Castelfranco, a 800 metri dalla discoteca Playa Beach Club. A quasi 2 settimane dall'omicidio di Lorenzo Cristea cominciano a definirsi e cristallizzarsi alcuni aspetti. Intanto sono salite a 3 le armi sequestrate. Una è quella militare sporca di sangue, sicuramente utilizzata durante l'aggressione. Sulle altre 2 lame sarebbero stati disposti degli accertamenti, ma i dubbi che possano essere state nelle mani dei ragazzi sono tanti. L'ultimo coltello è stato trovato in un campo. Un agricoltore che stava arando un campo ha trovato questo coltello sotterrato e ce lo ha segnalato, per cui abbiamo proceduto al sequestro e come gli altri 2 verrà inviato poi per le analisi di rito al RIS di Parma, previa appunto l'autorizzazione del pubblico ministero. La dinamica ormai sembra chiara. La lite dentro il privé della discoteca dove i 2 ragazzi nordafricani avevano un tavolino per una spinta. Poi la discussione degenerata in offese fino all'intervento dei bodyguard che hanno bloccato i 2 gruppi invitandoli ad uscire. E alle prime luci dell'alba la tragedia consumata in pochi minuti. Le 3 auto con a bordo 8 ragazzi e 2 ragazze che partono incrociano Badr Rouaji e Taben Nani. Il gruppo scende dalle macchine e inizia la violenta aggressione. Poi le coltellate. A terra rimane Lorenzo Cristea colpito a morte. I funerali alle 14:30 alla chiesa ortodossa di Loreggio. Presente anche la sindaca di Trebaseleghe Antonella Zoggia, comune dove il giovane viveva assieme alla famiglia. Non abbiamo risposte come amministrazione, neanche come adulti di questo paese. Posso solo esprimere il mio grande cordoglio per questa morte assurda e porterò domani ai funerali di Lorenzo le mie condoglianze ai familiari, agli amici, a tutti quelli che sono ancora così colpiti e così sconvolti da questa morte. Saranno presenti anche gli amici, fra loro Alessandro Bortolami, che è uscito da poco dall'ospedale di Castelfranco ed ha espresso il desiderio di poter dare l'ultimo saluto a Lorenzo. Elezione speciale quella di oggi per gli studenti dell'ente di formazione Irigem di Rosà, un incontro teorico e pratico con i volontari dell'Associazione Italiana Soccorritori. Adesso posso partire col mio massaggio. Posizione per 4 minuti senza mai mollare. Pronti? Via. Ta, 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 ta. Saper praticare il massaggio cardiaco può salvare una vita, la vita di un amico, di un familiare, di uno sconosciuto in difficoltà. Imparare la tecnica è fondamentale, servono la giusta forza e il ritmo corretto e anche la musica può essere d'aiuto. Loro sono gli studenti dell'ente di formazione Irigem di Rosà, impegnati in una lezione speciale, una lezione di vita in tutti i sensi con i volontari dell'Associazione Italiana Soccorritori. Chiamare i soccorsi, praticare il massaggio cardiaco, applicare il defibrillatore, aiutare una persona colpita da crisi epilettica. Ecco le nozioni al centro dell'incontro pratico ma anche teorico nell'ambito del progetto Mini-N. Imparare a salvare una vita umana in arresto cardiaco. Una persona che è in arresto cardiaco va massaggiata, va chiamato il 118, vanno fatte alcune cose con una giusta sequenza, le quali permettono di poi dare la possibilità a questa persona non solo di vivere, ma di vivere bene, perché salvare una vita e non preservare il cervello vuol dire dare una qualità di vita molto bassa. Invece il nostro obiettivo è proprio quello di dare una vita dignitosa a chi viene colpito da queste problematiche. 14 anni di attività, oltre 43.000 ragazzi istruiti, messi nelle condizioni di poter intervenire e salvare una vita gratuitamente, perché noi non chiediamo niente, neanche grazie. Però devo dire che con questi ragazzi sono veramente una sorpresa ogni volta, perché hanno dei valori e hanno delle chance che veramente sono impensabili, e questa è la nostra paga. E poi i soccorritori hanno lanciato un altro messaggio molto importante. Nei momenti di difficoltà il segnale internazionale, pollice dentro, pugno chiuso. Io che vedo qualcuno che fa così intervengo, basta solo chiamare i carabinieri, non è che devo mettermi io a fare qualcosa, però ecco, è importante questi segnali. Per gli studenti dell'Irigem una mattinata all'insegna della prevenzione e della formazione.
In questa mattinata ho anche imparato che nei 4 minuti d'oro si può salvare la vita di una persona. 2 mesi per il rinnovo della carta d'identità a Romano De Zelino e al cittadino che ha chiamato Rete Veneta risponde oggi il sindaco Simone Bontorin. 14 luglio 2025 è il giorno in cui la Francia festeggia la presa della Bastiglia, quello in cui il cittadino di Romano De Zelino, che ha chiamato la nostra redazione, riuscirà finalmente a rinnovare la sua carta d'identità. A lui si rivolge il sindaco Simone Bontorin, che spiega. Purtroppo capita spesso che molti concittadini si rivolgano all'ufficio anagrafe del comune di Romano per rinnovare la carta d'identità dopo la scadenza, e quindi siamo tenuti a dare delle risposte e ad anticipare a tutti coloro che hanno la carta d'identità già scaduta ad un periodo antecedente rispetto alla richiesta del cittadino, quindi collocandolo in una fascia di priorità diversa. La fotografia scattata dal primo cittadino è puntuale, ma i residenti possono fare un'azione di prevenzione. Ecco il suggerimento. Programmare questa attività con anticipo in modo da eliminare questa sacca di ritardi che si è accumulata nel tempo. Ricordo a tutti che è possibile rinnovare la propria carta d'identità prima della scadenza 180 giorni prima. Nel 2024 l'anagrafe di Romano De Zelino ha rinnovato 450 carte d'identità. Le forze sono risicate, le incombenze numerose, comprese trascrizioni a mano di atti ancora previste dalla legge. Per questo il sindaco promette impegno. In questo periodo abbiamo avuto una cessazione, una dimissione da parte di una persona all'interno dell'ufficio servizi demografici. In questi giorni, proprio da domani, partirà un aiuto da parte di personale formato di altro ufficio per andare a eliminare questa fila, questa coda. Chiedo a tutti i cittadini di avere un po' di pazienza. In caso in cui il nostro ufficio sia totalmente oberato e non possano aspettare quei giorni, ricordo che la carta d'identità può essere fatta all'interno di ogni ufficio anagrafe. Il bilancio di Latterie Vicentine cresce e a braccetto anche il fatturato con la produzione. Il presidente Moccellino, confermato, anzi riconfermato dall'Assemblea, annuncia: il bello viene adesso. Cresce la produzione, cresce il fatturato. Cresce anche Latterie Vicentine, il cui presidente Alessandro Moccellin, riconfermato alla guida della cooperativa, ha portato qualche giorno fa all'attenzione dell'Assemblea dei soci un bilancio contraddistinto dal segno più. Il fatturato è salito a 117 milioni di euro con un aumento del 23%. Il valore della produzione supera i 121 milioni di euro con un più 23,68%. Abbiamo chiuso un bilancio estremamente positivo, uso la parola estremamente perché i numeri parlano da soli. I numeri appunto che abbiamo portato all'Assemblea di soci sono stati di soddisfazione, tutti con il segno positivo, ed è figlio del mercato ma è figlio di tanto lavoro interno fatto dalla squadra che lavora per Latterie Vicentine, quindi i dirigenti ma tutte le maestranze, che con l'occasione ringrazio anche pubblicamente perché il lavoro di squadra è quello che paga. Latterie Vicentine ha un indotto di grande rilievo per il territorio, proprio per la filiera che si è creata, che parte dalle stalle locali, quasi tutte a gestione familiare, per arrivare allo stabilimento di Bressanvido. Latterie Vicentine sì, dà lavoro a tanta gente, siamo oltre 150 dipendenti, ma l'indotto che genera l'azienda che oggi rappresento è un indotto fatto di famiglie, le famiglie dei nostri soci, le famiglie di chi lavora per noi anche in partita IVA da esterni, ne abbiamo tante aziende che lavorano unicamente per noi, per cui sì, l'impegno e la responsabilità che ho in questo momento è molto serio, lo devo fare con serietà e il pensiero con la quale mi sveglio ogni giorno. La cooperativa l'anno scorso ha prodotto 380.000 forme di asiago fresco DOP, 45.000 di stagionato DOP, quasi 100.000 forme di grana padano DOP e altre 70.000 forme di tipologie di formaggio. Numeri da industria con il cuore che batte nel territorio. Noi ricordo essere una cooperativa con il cuore di cooperativa, ma abbiamo numeri industriali che ci impone di dover avere un piano ben preciso che stiamo portando avanti. Il primo step era nell'anno in corso, siamo andati oltre le aspettative, da cui nasce anche la soddisfazione di vedere appunto che con l'impegno della squadra e di tutti quelli che hanno messo qualcosa per ottenere un bilancio di questo tipo si possono ottenere dei bei risultati. E tornano le cicogne anche nella nostra provincia, 2 nuovi nidi a cassola documentati dalle foto di un nostro telespettatore.
Le cicogne confermano di gradire il territorio bassanese, intensificando la nidificazione che a breve vedrà la schiusa delle prime uova e la nascita della nuova generazione di questi eleganti pennuti bianchi, simbolo universale di vita e buon auspicio. Oltre al nido già noto di Cartigliano, realizzato per la 6ª volta consecutiva sul traliccio in zona industriale, e quello a Travettore di Rosà, si registrano ben 2 nuovi nidi a Cassola, come documentato dalle foto inviate da un nostro appassionato telespettatore. Un evento straordinario, dato che in Italia per secoli non si era registrata una presenza fissa di questi straordinari trampolieri, come invece sta avvenendo negli ultimi anni. Una coppia di cicogne, fedele per tutta la vita, rappresenta un esempio di intelligenza ecologica che con il suo ritorno annuale diventa simbolo di speranza. Alla scoperta di luoghi antoniani della città di Campo San Piero, con 2 momenti significativi in vista della festa del 13 giugno. Una visita guidata al Santuario della Visione, poi all'Oratorio del Noce, nei luoghi dove Sant'Antonio trascorse gli ultimi giorni della sua vita, per poi, sentendosi vicino a sorella morte, chiedere ai confratelli di tornare a Padova. È uno degli appuntamenti che Giugno Antoniano ha in calendario nella città di Campo San Piero. Qui sabato prossimo alle 18 e poi sabato 14 giugno i cittadini potranno partecipare a una visita guidata particolare che li porterà alla scoperta del volto medievale della città e della figura di Sant'Antonio nella cultura e nell'arte. Il 7 giugno alle 10 poi, nel cuore della Tredicina, la Biblioteca Comunale e alcuni studenti del Newton Pertini proporranno un percorso con letture e approfondimenti storici tra i luoghi più significativi di Campo San Piero, luogo antoniano e città d'acque. 21:15 invece Focus con il nostro direttore Luigi Bacciagli. Ospiti della serata saranno Monica Coin, Gianluca De Stefani, Elena Donazzan, Gianluca Forcolin, Paolo Gaetano, Fosca Moro, Massimo Venturato e Andrea Zanoni. Per questa nostra edizione non ci sono altre notizie. Io come sempre ringrazio tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Vi lascio le previsioni del tempo di domani. Buona serata.